Ciao, 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 buonasera a tutti, ciao amici di Archiossara, come va? Ciao Martino, mi senti? Ciao, buonasera a tutti. Sì, sì, ti sento forte e chiaro per ora. Per ora è che non c'è connesso nessuno, quindi non sente bene, appena si connetterà qualcuno esplode sicuramente, qualcosa del genere. La qualità dell'audio spero sia buona. Comunque, oggi ritorniamo al nostro appuntamento del giovedì dopo 2 settimane in pratica, no, una settimana di pausa, sbaglio. Sì, vabbè, l'abbiamo fatta sabato, abbiamo fatto la diretta dei Diamo i numeri, quindi abbiamo un po' posticipato la trasmissione, dai. Esatto, ci voleva anche, direi che fare sia la diretta del giovedì che quella del sabato, secondo me l'avevamo già abbastanza accotti. Sì, perché arrivavamo dall'esperienza della pulizia della tomba, quindi eravamo in burnout, come si dice. Sì, Bruce House, Bruce House. Eravamo un po' cotti, ecco qua. Oggi, oggi speriamo che i nostri amici padroni e capi dei social network non ci facciano oscurità anche per la diretta, ammazza. Oh. Ancora a zero, a zero visualizzazioni. È entrata una persona e è uscita. Forse ci ha visto, ha detto basta, questi qua, li vediamo tutte le settimane. Vabbè, tanto rimane il video, quindi voglio dire, cioè, se lo guarderanno con calma, No, sì, io direi di non fasciarci la certo, testa no. prima di romperla, no? Già ce l'abbiamo rotta, anche se io ho altre cose rotte a causa di questa cosa, posso dirlo. L'hai visto il post che ha pubblicato Danilo? Un mi piace. Impossibile. Vabbè, comunque. Oggi parliamo invece di una cosa bella. Parliamo di una cosa bella, fa una cosa caratteristica sicuramente del nostro territorio, cioè i siti che stanno proprio a ridosso del mare. Io ho escluso in pratica quelli che stavano oltre i 500 metri e tutto il resto invece l'ho tirato dentro. E faccio vedere anche a livello di cartina. Vuoi dire qualcosa, Martino, in merito a questa caratteristica del nostro territorio? Sì, sì, adesso non so quanto potrebbe essere comune anche nelle altre zone della Sardegna, no? Così tanti nuraghi a ridosso del mare, qualcuno addirittura dentro il mare, no? Per esempio a Capoferrato, tra gli altri. Eh, sì, si collegano nonostante, diciamo, oggi non ne parliamo di quelli che stanno oltre i 500 metri, ma evidentemente è tutto, diciamo, uno schema comune che è legato anche poi a tutti gli insediamenti che sono, diciamo, nella parte più interna. E ora sarebbe bello capire qual è la loro reale funzione, quale fu la Per- loro reale funzione, oltre manca che di solo. controllo sicuramente del territorio. Dico, oltre che quello evidente di controllo del mare, perché ce ne sono certi, Monteturno, per esempio, Calassinzia, che sono molto in alto, e quindi in Monteturno addirittura in una zona dove è anche difficile che ci fosse insediamento lì sopra, no? Quindi, però vabbè, poi È vero. entreremo nel dettaglio. Esatto, esatto. Infatti, già per vedere in questo territorio, guardate la differenza tra Nuraga e Tersilia, ok, che sta proprio in spiaggia quasi, c'è la sabbia, in pratica, e non so quanto fosse distante magari in epoca precedente, e magari sto modesto Urku che oggi non abbiamo calcolato, per dire, no, non abbiamo inserito perché stava oltre i 500 metri. Quindi anche sto modesto Urku ha il controllo sul mare, per dire, no? Sì, assolutamente. Come lo stesso, ad esempio, anche il nuraghe che sta qua su Montenai. Cioè, il nuraghe di Montenai è lo stesso, è comunque vicino.
E vabbè. Assolutamente, anche perché comunque è molto in alto quello. Quello è una grandissima visuale. Mannaggia, sia posteriormente che anteriormente, se fronte a mare, posteriormente, c'aveva una delle zone credo più ricche anche nel periodo precedente al nuragico. Sì, sì. Mamma mia. Parliamo insomma di bei territori. Diamo un'immagine dell'insieme. Vedete, tutto quello che vedete colorato, che non sono tutti nuraghi, ma più o meno. Ok. Detto ciò, direi di partire da... Aspetta, riparto dalla cartina. Da dove partiamo? Da sud oggi. Oggi partiamo da sud, da questi due nuraghi. Li vedete? Dai, Cuccureddu. Cucureddus. Scusate, scusate, mi sto mangiando una caramella allo zenzero che cioè, sono appuntolato e c'è un po' di mal di gola. Ragazzi, qua non ci ferma neanche su puntori, quindi andiamo a vedere un po' di immagini di Cucuretus. Io ci sono arrivato solo una volta. Sì, Cuccureddu. eh, ah, Parlo io? Sono arrivato solo una volta a piedi lì, proprio ai piedi del nuraghe. Qua c'è una vegetazione che non potete immaginare. Si arriva al massimo a 10 metri di distanza, dopodiché, come c'è Gandalf, qua non puoi passare, ma è la vegetazione che ti blocca. Sì. Tra l'altro, cioè, guardate la visuale che aveva questo nuraghe, tutto questo golfo, dove tra l'altro adesso c'è anche il porto di Villa Simius, quindi probabilmente era comodo utilizzarlo come approdo anche in quell'epoca. Eh Tra sì, e questo... l'altro, Sì, sì, di pure Martino, scusami. tra l'altro, qui vicino ci sono gli scavi, famosi diciamo, scavi archeologici di Villa Simius, di Cucureddos, che noi abbiamo testimoniato con un video che è pubblicato su YouTube, Shadow Banning, chiuso. Chiudo il Ehm, canale. ehm, un bellissimo scavo archeologico che sta riportando alla luce tante belle cose, quindi molto molto interessante, anche dal punto di vista poi del rapporto col mare, no? Di quella porzione di territorio. Assolutamente, cioè c'era una scala diretta verso la foce in pratica. C'era quel rapporto di porto fluviale, ecco. Poteva essere così, ma chissà com'era nel tempo. Essendo una zona fluviale, lì di materiale se n'è spostato sicuramente tanto, eh. Accumuli e anche spostamenti. Comunque diamo sempre un benvenuto a tutti quelli che stanno partecipando adesso alla live. Buonasera a tutti. Oggi Buonasera a tutti. Sì. parliamo Oggi siamo... dei nuraghi della costa in pratica. Stiamo sui 500 metri al massimo dalla costa. Questo non li raggiunge 500 metri, credo. No, questo no, assolutamente. E tra l'altro poi lì davanti c'è l'altro, i resti dell'altro si vedono che sono proprio, questi sì, sono proprio in prossimità del mare. Cioè, questo sta sulla collina del mare. Sì, Questo assomiglia molto alla posizione di Monteturno, in pratica. sì. E questo è quello che rimane. Insomma, io non riesco a vedere tantissimo, Martino. Credo che tu, che ci sia andato col drone, lo stesso non hai avuto grande visuale di quello che c'è. O è No, nascosto no, qua dietro. bisognerebbe andarci perché hanno detto che comunque c'è, qualcosa c'è nascosto sotto la vegetazione, quindi bisognerebbe poi farci un giro e andare a vedere cosa effettivamente è rimasto. Stavo pensando che oggi siamo in versione influenzati, non influenza. Mischini, proprio messi in male. Vabbè, male di stagione, dai. Esatto. Allora, andiamo avanti. Cucuretus, cioè, sarebbe secondo me da fare documentari, ma anche su questo. Allora, io l'ho messa apposta perché è censito il nuraghe com'è che si chiama? Mannaggia a me adesso. Punta Molentis. È censito, ma non c'è.
Cosa vuol dire? Non c'è, ma secondo te queste pietre, come nell'altro sito, sono dei nuraghe? Sì, potrebbe essere. E questo è tipo il Cioè, nuraghe con la potrebbe essere vista. nulla che non lo so, ma una struttura sicuramente. Ma questo dov'è? È prima di Punta Molentis? È Punta Molentis, questo qui aspetta, qua sotto è censita lì il sito romano, no? Buonasera Andrea. Ciao Andrea, bella. E qua è censito quello lì romano, vedi che c'è un'altra foce qua. E poi guarda, Sì, adesso giro, vediamolo un attimo dall'alto. C'è sempre questo accumulo qua, Martino, guarda, sì, il sì. massi così. Ma anche Ok. più giù qua. Eh. E questo è Sì, questo comunque da controllo. bisognerebbe... Ah, eccolo, Punta Molentis è laggiù. Questo bisognerebbe, sì. Cioè, guardate ragazzi, poi non è che con la vista più bella su tutta Villa Simius in pratica. Questo... Chiediamo se ci fanno fare il nostro non residence, la nostra sede dell'associazione lì sopra. Ci C'è starebbe, c'è da, no? c'è da lavorarci parecchio. Eh sì, però in ogni caso ne varrebbe la pena, mi spacco la schiena, ma bello, 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 bello. Comunque, io direi che se qualcuno ha informazioni e vede questa live, ce lo faccia sapere. Io non ci sono arrivato qua sopra, ci sono arrivato solo col drone. Poi qua c'è tanta storia comunque sotto, cave, Sì, le romano, cave, sì. insomma, ce n'è di roba, eh. Comunque, vediamo se questa la riconosci, stiamo andando a nord, quindi... Che non mi ricordo se Porcedus, come si chiama? No, Sì, Porcedus. Porcedus, questo è Porcedus. Porcedus. E questo invece è uno Porci. dei nuraghi più semplici da raggiungere, stile Basoru in pratica, è a bordo strada. E non è neanche piccolo, cioè, rispetto ad altri nuraghi. Si vede qua che c'è la parte che dovrebbe essere l'ingresso, questo qua, su test. Così, e qua è lo stesso. Di cosa parliamo? Di Di cosa stiamo fronte all'isola di parlando? Serpentara. Sì, bisognerebbe capire se qua sotto magari c'è qualcosa lì vicino alla costa. Eh, Cioè, un po' qua- cercare di contestualizzare, perché questo alla fine, vabbè, poi più avanti c'è Calapira, però, scusate. Grazie. San Luri. Grazie. Bisognerebbe contestualizzarlo perché poi c'è anche relativamente solo, no? Adesso non mi ricordo bene la cartina da quella parte, più avanti ci sono i nuraghi di Calapira, e questo qua dietro com'è? Fa vedere quello dietro? Dove No, siamo? questo è Brunco, vedi, il nuraghe Bruncum Molentis, lo rivediamo quello di prima, no? Eh, Ok, vado avanti, eccolo qua, vedete, Porcedos. Riuscite a individuarlo questo puntino bianco, no? eh, cioè, tutto intorno non c'è, cioè, non è segnalato nulla, quindi a me sembra strano un uraghe da solo lì in mezzo. Poi così Guarda, quello che sembra un monotor, sì. Quindi deserto, qui sicuramente c'è da deserto. fare un lavoro di studio, sì, poi c'è qualcosa forse più su, sì, se non sbaglio. Eccoli là, vedi dove sono, ma sono lontani. Ah, questi sono, diciamo, No, secondo me è da studiare anche questa zona, eh. Possibile nuraghe. Questi sono i segnali, le cose che scrivo io così. E vedo questa cosa mezza circolare così. Vabbè, detto ciò, eh, no, abbiamo svelato uno dei segreti. Allora, io ho inserito questo, nuraghe Sabrocca, ok? Non inserito questo che è completamente nascosto dal mare, in pratica non lo vede proprio, ma questo qua lo vede. Andiamo a vedere qual è la sua vista. Ah, questa è la vista dall'alto, eh. Si vede qua una sorta di canale. Tu l'avevi studiato prima. Questo questo qua. è sempre Porceddos, Sempre giusto? Porcedis. Esatto. Sì, 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 sì. Non è male. Secondo me è una pulittina così da parte del comune di Villa Simius.
Una Potremmo chicca. ragionarci, anche perché è importante per capire anche se poi ci sono delle strutture annesse, perché così non si capisce, per capire se è un monotorre o se magari c'è qualche altra struttura. Però C'è questi c'è una nuraghi sorta di, panoramici, no, come li chiami? una sorta di, vedi, di struttura anche sotto qua. Un muro, oltre la torre, c'è un altro muro sotto. Un E bastione? continua anche qua. Esatto, un rinforzo. I nostri nuraghi panoramici, più di questo, non sono da fare. Eccolo qua. Sì, tra l'altro qua sarebbe anche interessante metterci, no, io ce l'ho una foto dove ho messo tutti i punti, i nuraghi che sono a vista, proprio partendo da questa fotografia qui, e sono tanti, ci sono quelli di Monte Cannas, Vigo per esempio, qua si vede Monte Turno, si vede, sì. Ci Petruttili. Di Qua Betrutti si vedono quelli ho di l'astino. quelli di Ollastin o del Brodo, ci sono, e poi ci sono tutti questi di GNSP. Guarda, Eh, Monticello, ok. Poi io in realtà da Maccioni vedevo San Rocca, per dirti, no, quando sono salito su, vedevo tutti. Da Marcioni c'è la vista su tutto questo territorio qua. Guarda, da qua riesci a vedere fino a Villa Puzzo, sì, da sì. No, vabbè, Marcioni. fino a Villa Mamma. Puzzo no, perché è bloccata da Capoferrato, l'ho vista, la Villa Puzzo. No, Però si fino a vede da qua Capoferrato sopra. lo vedi. Passando da qua, dalla valle sopra, vabbè, comunque. Poi guardate le foto, si vedono anche dalle foto, figo, bello. In ogni caso, stavamo vedendo Sabroca, secondo me è molto sfasciato, Sì, però sempre solo che in sia un Nuraghi, non puoi nurago. mettere anche tutti i nostri segreti, cioè... Eh, qua se no si fa spoiler. Vedete così dall'alto. E qui lo stesso, come dicevamo, no, prima a proposito, qua ce ne sono addirittura tre di nuraghi che sono uno vicino all'altro, e quindi due Sì, proprio vicinissimi, quindi magari funzionali anche magari allo stesso insediamento, perché vabbè, poi ma bisogna vedi com'è? capire anche il periodo di costruzione. In Sì, è realtà è molto strano. espanso questo muro, eh. Cioè, guarda quanto è lungo sto coso. Sembra Bah, quasi un cortile, no? Eh. esatto, là c'è il ritorno di Adriano Solinas in mezzo a noi. Ciao Adriano, sempre a Roma? Mia, e sta ancora a Rio questi. Ah sì? Ehm, Così dall'alto riesci a Eccolo qua. riconoscerlo. Questo qua, Sì. Marco, adesso con la febbre non so se c'ho Ah, sì, c'è le pure il nostro capacità PC cognitive un po' là. dimezzato. Ci guarda da Roma. Vi guardo da Roma. Quindi sono in Fino minoranza io oggi. sì, due romani. Comunque, allora, questo qua, te lo, pronto alla prossima foto? Via. Dai, facile. Dentro l'acqua. Si vedono anche gli ombrelloni. Anche qualcuno che sta prendendo il sole si vede. Vabbè, qualche pesciolino che passa. Che mare. Allora, questo nuraghe, così almeno non ci addormentiamo, c'ha una caratteristica, oltre a essere così come vediamo, praticamente un nuraghe di villeggiatura, oggi, allora all'epoca, no, all'epoca no, aspetta, cancelliamo questa parte, sono stati trovati, li ho visti anche io tra l'altro, proprio all'interno come caratteristica di tanti altri nuraghi nella nostra zona, resti di fusione dei metalli. All'interno c'è una stanza, c'è proprio quello che sembra il resto di una stanza dove sono accumulati questi resti di fusione che, come in tutti i nuraghi di cui abbiamo parlato, sono sopra il crollo, quindi sarebbero da contestualizzare perché probabilmente sono successivi, cioè non sono fusioni avvenute nell'epoca di utilizzo del nuraghe, ma probabilmente è roba successiva, però colpisce che diversamente dagli altri, faccio l'esempio per esempio di Costa Persa Verdera su Monteferro
o Subracu, per esempio a Muravera, corrispondono, diciamo, alle miniere, ai filoni di metalli. Questo invece è lontanissimo dai metalli, quindi se fusione fu fatta, il materiale sicuramente l'hanno portato da lontano, chissà da dove. O dal mare, anche dal mare in pratica. O dal mare, certo, perché no? Però ecco, ripeto, è particolare per quello, e questo invece che è mandato avanti, adesso tu e l'altro monte il turno dall'altra parte della caletta, quello che dicevamo, infatti, qua sopra, Guardate qua. ecco, questi due. Qua sicuramente, Uno- questi sicuramente facevano riferimento a un insediamento che oggi non esiste più in terra. Eh, Avrei perché dovuto poi se tu mettere guardi anche dietro, questo. sì, su Vigo, però se tu guarda qua dietro, Marco, lo vedi quella zona che sembra quasi un pezzo, Questo. uno stagno? No, quella zona verde dietro Monteturno. Questo è lo stagnetto, sì. Eh, probabilmente anche qui c'era, come abbiamo visto anche negli altri Cucureddus, Punta Molentis, e come vedremo anche più avanti, c'è in quasi tutti questa caratteristica dello stagno. E Quindi bisognerebbe probabilmente, controllare secondo me, che se si trovano ad esempio dei resti di coci qua in zona. Io sono solo salito resti sopra di in Coci non pratica. lo so, perché secondo me qui dove c'è il verde c'era acqua, quindi magari Coci più in dentro. Io penso che questa qui fosse un'insalatura molto più profonda Mhm. all'epoca. E vediamo la foto. Come quello lì di Punta Molentis, o anche, sì, quello di Punta Molentis è una bel cucuzzolo così che si staglia proprio a picco quasi sul mare, con una pendenza importante, anche perché salire da qui a qua a un certo punto si fa sentire. Ci sei mai salito sopra? No, 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 il giorno che siamo saliti con l'escursione io sono rimasto giù a dronare. Però ci Sì, tu, vado, ci no. andrò. Il giorno sarà No, no, secondo me no, io da ero fare. giù al parcheggio. Li stavo seguendo col drone. Ho capito, direttamente dall'alto. E Sì, c'è un questo guardate sentiero qua quello che che porta fino a su, è rimasto poco, sì. anche se c'è molta pietra, vedi com'è qua, come se ci fosse qualche altra costruzione tutto intorno. Queste sono pietre che affiorano così dal terreno e che a ridosso del nuraghe solitamente c'è sempre qualche costruzione intorno. E questa era il coso, vedi, la giornata, che alla fine non è manco tanto piccolo, visto l'altra foto sembrava quasi niente, invece ce l'ha il suo spessore murario, il suo diametro, ce l'ha. Sì, sì. Beh, comunque si vede da qua l'altro, Peccato che ne l'altro è muro. rimasto pochissimo. Esatto. Avanti, questo quanto ci piace questo nuraghe? Tanto. Cosa si vede? Dall'alto si Questo è vede uno dei miei meno di quando preferiti. si vede di meno di quando si va a piedi. A piedi è tipo un altro mondo. Dall'alto, che vedete? Dall'alto sembra che non esista. Qua si intravede qualche cosa, però vabbè, è un uragano che sicuramente era molto esteso, e ci sono probabilmente la struttura era molto complessa. Eh, anche qui giù a valle adesso se a parte questi pietroni giganteschi che sono utilizzati per fare la parte centrale, che magari è stato anche costruito in epoche diverse, no? Nel senso e anche qui, come dicevamo, questa cosa della laguna, qui tra l'altro in questa zona qua è censita anche una fortezza punica, quindi il riutilizzo poi nel corso dei secoli, le varie culture successive, romano, punico, c'è una chiesa medievale qua in questa laguna, e quindi dimostra poi i villaggi Cosa c'è qua turistici, davanti dimostra la invece? continuità. Eh? Cosa c'è Qui qua dove c'è la davanti? manina di Marco, lì c'è la bellissima cava di arenaria che abbiamo testimoniato con un video che troverete sempre di là, che esce fuori Nell'aldilà. 2 volte all'anno, per evitare che ci trovino in questi punti che abbiamo. Tutto accesso.
Susanto. E questo sarebbe molto, secondo me, molto bello, dargli una bella pulita e renderlo fruibile, perché è grande, è bello e rappresentativo, poi, e poi una visuale pazzesca. C'è lo studio È di quasi Pipino. dentro Costa Rica, quindi facilissimo da raggiungere. Questo potrebbe essere un'interessante attrattiva per, diciamo, per i turisti che vengono a Costa Rica e in generale in quella zona. Parcheggi, ti fai Ci una sono passeggiata e sei lì. Proprio facilissimo da così. raggiungere. Tra l'altro, questo nuraghe, non so se hai messo la foto, Marco, ha anche è stato oggetto No, questa di volta attenzioni particolari. non ho voluto farmi male. Comunque, Ok. potrete vedere che Sargenti, insomma, banda da puntini puntini. Vedete, questa che è la foto dall'alto che proprio non fa intravedere quasi niente. Cioè, da Google Maps dice non c'è niente. Sì, sì. Adriano, No, se ci per fosse pulire con in gli alberi c'è per pulire in prima fila, mi anda, eh. sì, c'è crisi d'astinenza, Adri. Non facciamo spoiler Martino, ma secondo me con l'ultima pulizia che abbiamo fatto qua ne sblocchiamo, come dire, sblocchi una mappa ancora più grande, ecco, come nei videogiochi. Saliamo di Abbiamo fatto, livello. esatto, abbiamo sbloccato uno dei boss più grandi che c'erano da sbloccare, quindi vediamo un po'. E qua era per far vedere che effettivamente esiste un nuraghe sotto e anche di complicate dimensioni ciclopiche. Allora, Marco, ma a Intanto Roma andiamo non c'è nulla la da pulire routine. perché la domenica non so che fare. Tu guarda, Come guarda no, che è De pieno di... Alliga, Ce n'è Alliga, di... Esatto. Bocci di Madronas, c'è delle cose, Zribovis. vai a Roma, Zrivomis. Se vuoi in zona poi tagliano anche gli alberi, comunque. Però non è... Effettivamente anche a Roma comunque di bellezza archeologica, porca miseria, ce n'è. Vabbè. Vabbè, Ok. la capitale. Zio Francesco. Zio Francesco, in realtà anche questa è una posizione particolare. Io sto incamminando in tutta questa zona qua per fare la Sì, ricerca riguardante i Bassagresia e sto continuando a trovare costruzioni. Sta di sì, sì, fatto che... tra Prego l'altro Martino. giù, tra l'altro giù ancora lo stagno, si vede anche da qua. In quello stagno ho trovato anche resti, diciamo, di passaggio dell'uomo, così lo possiamo definire. Quello stagno che sicuramente arrivava un po' più su. E più avanti c'è lo stagno di Piscina al Re che abbiamo saltato perché lì non ci sono nuraghi. Quindi era una costante di questa costa, queste insenature che potevano funzionare come ripari sicuramente per le imbarcazioni e prodi. Esatto, proprio così, esatto. E secondo me è una delle frontiere da aprire a livello di ricerca nel nostro territorio. È Sì, proprio quella lì del mare e i nuragici, prenuragici, eccetera, anche perché se è vero che coso, che quelli che sembrano menhir non sono sicuramente nuragici, ma sono di una cultura megalitica prenuragica, dovrebbero, poi riutilizzati nei secoli. Bisogna studiarle queste cose, bisogna avere delle conferme e solo delle ricerche scientifiche lo possono ottenere. Zio Francesco Sì, andava in bici nei percorsi anni fa, ma ora è tutto recintato. Accessibile? No, è tutto no, recintato, sì. È proprio tutto anche io sono andato qualche anno fa, sono riuscito a entrare perché non c'era la rete dal lato del mare, ma se sono riandato l'anno scorso, hanno messo questa rete altissima, sì. porca vacca, sono 2 metri e mezzo di rete, sono Sì, impenetrabile, veramente. sì. Andiamo a vedere cosa c'è. Allora, qua con la pennetta uno si potrebbe sbizzarrire a A disegnare cercare le diversi pietre del numeri. nuraghe. Ma si vedono, eh. Guardate bene, doppio paramento murario, 100%. Almeno, poi qua Sì, ne sì. abbiamo un altro. Però questo qui mi sembra dritto Con la anche. lava... Guarda qua Quale? sotto.
questo qua a Questo fianco qua, al tondo, no, sopra ancora. Vabbè. questo. No, sopra. Lì, esatto. Sembra un muro dritto. Qua c'è, sì, è vero, sembra un muro dritto, qua secondo me c'è altro. Guarda qua. Sì, è rimasto praticamente. Questo è uno di. Anche lì. È uno di quei nuraghi il cui interesse è giusto la geolocalizzazione per capire un po' le dinamiche di insediamento. Ma Però chissà, posso dire, probabilmente qua c'è un sacco di sabbia sopra, cioè questa di terra. terra, è terra insomma non durissima, cioè tu vai con la, Andrea, basterebbe andarci con la paletta del mare e togliere la sabbia, per dire. Non si può fare, però. E qua Lo lasciamo vabbè, fare a chi lo può fare. Vabbè, qua c'è niente da dire. Questo è l'uragano dentro il mare invece. Questo è nella Porto penisola, Pirastro, anche questo in una proda naturale. Un uragano tutto su, composto sicuramente da 3 torri con andiamo a tutto un vedere. villaggio intorno. 1, 2 e 3. E Andiamo a 3, la terza è lì vederlo. sotto, sì. Qua ci sono altre Questo, strutture molto grandi e da qua si vede molto bene. sì. Abbiamo, vedete, qua che chiude sulla roccia viva, sulla roccia naturale. Questa Torre circonferenza, centrale. questa sorta di camera, che questa era la torre più grande secondo me come dimensione. Guarda dove chiude qua. No, Anche tu Marco, vedi non la è, stessa lo sai cosa. cos'è? C'era la torre, c'era la torre e poi ci sono dei terrazzi sotto che scendono e che danno l'impressione che fosse una torre grande, invece sono a livelli più bassi poi. Quindi dici, questa è una torre, questi sono Quella è la stanza, esatto. dei cerchi concentrici fino a salire alla torre, in pratica. Perché poi qua, Esatto. guarda qua quanta roba c'è, mamma mia, cioè, qua che c'è un fosso. Vabbè, Fosso di qua c'è Elm. il fosso di Elba, ho No, è un pensato alla cane, mi stessa. sa. Ho pensato alla stessa cosa. E poi dove siamo andati a finire? Ah, Andiamo avanti. Eh, no, no, andiamo avanti, andiamo avanti. Vogliamo dire qualcos'altro in merito a questo o guardatevi il documentario? Facciamo così oggi, versione ridotta della nostra live, insomma. Ok, questo l'hai visto solo tu, io non l'ho visto. ma Su francese. no, ne abbiamo dimenticato uno. Il mare. E quello, Oh e quello abbiamo, Marco, e quello abbiamo abbiamo dimenticato. dimenticato l'uragano Murtas. Ah, tu lo consideri in mare? Eh, Eh, è il mare. o era in mare? Guardate Che che viaggio, poi ragazzi. sì, perché da lì a Capoferrato comunque è zona paludosa, ci sono, potremmo considerarli lungo la costa se ragioniamo che qui era tutto acqua. Eh, Anche qui bisogna capire com'era la linea di costa. Questo è proprio a livello del mare, un uragano in laguna. Non mi è corretta la mia Vabbè, perché tu lista da quel punto dici, di vista. Cosa? ok, perché tu dici è più oltre 500 metri, dai, vabbè, te la buona, dai. Facciamo così. Allora, Martino sostiene questa cosa qua, che praticamente il nuraghe fosse una sorta di molo, tra virgolette, della parte lagunare, fluviale del Flumendosa, del Cyprus in pratica, no? Sì, vabbè, Giusto? non lo dico solo io, lo dice anche per Bartoloni, la dice chiaramente, c'è anche ha fatto anche un disegno che lui pensava che la linea di costa, e poi vabbè, mi era stato anche confermato da un geologo, che la linea di costa, diciamo che la foce del Flumendosa non era così, ma si creava questa senatura all'interno, diciamo, della valle tra Muravera e Villapuzzo, Mhm. che questo golfo
e il nuraghe Murtas, il nuraghe Sisula o Sagunserva e la zona di Sarkopos erano a ridosso del mare proprio. E quindi potevano fungere da prodi. Tra l'altro il nuraghe Murtas è molto, molto grande, molto, molto grande. Adesso una parte è stata distrutta negli anni 50 per costruire una strada vicinale, ma dopo che abbiamo fatto la pulizia, è stata una delle prime pulizie che abbiamo fatto. Col drone si riesce a capire che era probabilmente un quadrilobato con questa bella torre centrale, e bisognerebbe capire poi tutto intorno cosa... Anche perché lì, ripeto, essendo proprio dentro la foce del fiume Mendoza, chissà quanta terra si è accumulata nei secoli con alluvioni e via dicendo. Vabbè, lo facciamo col drone, col drone Sì, Google sì. Maps. Si vede qua una torre, un'altra torre. Questa qui è tagliata, è tutta solo questa Questa è tagliata tagliata a a metà. metà, quindi... E poi c'è l'altra qua, Sì, sì. qua dietro. Qui c'è l'altra torre, sì, esatto, quindi probabilmente ce n'erano altri due. Cioè, la forma fa pensare a quadrilobato, poi mai dire mai. E qua guardate quanto è vicino all'acqua, lo stesso. Sì. Eh. Va bene. Perdonami Martino, anche tu però non mi avevi corretto nella lista questo. Comunque Ancora andiamo acqua, avanti. acqua. Acqua e Insediamenti. acqua. Questo è su Franzesu. Su Me lo Franzesu è descrivi che un... io non l'ho mai visto, lo vedo la prima volta in pratica o tramite i tuoi post su Instagram. No, vabbè, anche io non ci sono salito, ci ho chiamato il drone, la verità. Non ci ho chiamato il drone anche perché diciamo che è una zona scomoda, essendo dentro il poligono. Quindi è capitato che qualcuno che infatti vedi ero in escursione col Vespone, il nuovo format che partirà su di Max. eh, il mio GT 125. Anche questo. Praticamente la cosa curiosa di questo nuraghe è che praticamente c'è questo piano oro in alto, c'è questo piano proprio dall'altro lato, e questo nuraghe diciamo che segna il confine proprio di questo piano oro verso il mare, con questa, diciamo, questo strapiombo. Poi è difficile capire la struttura, anche se poi si vedono lateralmente forse piccole tracce di altre opere murarie che sono connesse poi alla torre centrale. No, questo è lontano, questo non è lì, No, io questo è un altro punto. l'ho È un altro trovato punto nella stessa curioso perché cartella. sì, 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 perché poi vabbè, ho sbagliato io a non separarle. Non è lontano, non è lontanissimo, non è neanche vicino. Questo praticamente stavo gironzolando e ho beccato questo punto che mi ha incuriosito. Ma è sempre Che vicino alla costa? No. uguale, uguale, uguale. Lì Ah, c'è lo strapiombo davanti, è proprio la posizione è più o meno la stessa, uguale identica. E sono tutti e due, diciamo, a confine di questo pianoro dove poi c'è questo ruscello, ci sono degli ovili, quindi comunque ancora utilizzato questo posto. perché Una zona abbastanza Ecco selvaggia. qua, ecco qua. Ho capito. Cioè, questo qua lo stesso sta molto vicino veramente alla costa. Sì, 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 come gli anche altri che perché abbiamo adesso detto. dal nuraghe alla strada, qui Google Earth è schiacciato, però in realtà c'è proprio uno strapiombo in discesa. Ehm, è molto ripido lì, vedi? Ecco qua, vedi? Quindi è proprio sul mare. E lo vedi poi dall'altra parte che c'è questo pianoro che è circondato dalle colline, qua dove poi c'è quello spazio, esatto, lì più giù, dove c'è gli ovili, esatto. Eh già, Anche qua è tu stavi qua particolare in che ce ne pratica. sia uno, solo, Dietro comunque c'è uno da questa zona solo. qua. No, c'è San Sì, là dietro Lorenzo in c'è pratica. Quirra, lì San Lorenzo, sì, 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 c'è San Lorenzo, c'è l'Uraghe San Lorenzo, tra l'altro. Lì ce ne sono diversi.
Però qui in questa zona qua, cioè, tolto, diciamo, la zona di Portocorallo, poi c'è un buco che cioè, è curioso, non so, per me Qua non cioè, c'è niente, infatti. o non ce ne sono nulla, capito? Ma uno, essercene uno, vedi? Cioè, Ehi, guarda qua, uno qui, uno lì in fondo, e questo triangolo, e poi tutto, cioè, capito? È strano, scusate, è una curiosità così momentanea, cioè momentanea, da adesso, ammazza quanto è lontano. Allora, proviamo così, da qua a qua sono 2 chilometri e 3, e dove si è mai vista sta cosa? Sì, ripeto, poi allora ci sono i buchi dove non c'è niente, però il fatto che ce ne sia uno così isolato, secondo me, non lo so, è curioso. Simonetto. Sì, poi lì c'è Simonedo, c'è Nuraga San Lorenzo, li vedi lì sotto ce ne sono diversi. Anche lì controlla Marco lo stagno, Esatto, sempre. sì, sì. Questo hai fatto anche il documentario insieme a Fabio Montenegro. Montenegro, sì, l'abbiamo documentato, tra l'altro non è censito quello. Eh, Veramente bello a livello insomma del paesaggio, molto bello. Vabbè. Andiamo a vedere l'ultimo che ho inserito. Questo. Potete ben capire che è difficilmente raggiungibile, insomma. Questo è Serbiola. Questo è Sì, Serbiola. tra l'altro ci sono poi delle strutture anche al di qua della recinzione, quindi che dimostrano che sinceramente era molto importante. Questo sì, è un nuraghe che si può guardare solo col binocolo, purtroppo. Queste sono delle strutture che sono fuori dalla recinzione. Caspita. Eh, E infatti mi chiedevo cosa fossero. Anche perché. sì, E poi, guarda e anche poi questo, questa, sì, questo non cosa sembra ti un dico? nuraghe, però sembra cioè, una struttura sì, probabilmente anche di quell'epoca, però non sembra cioè, avere la struttura del nuraghe. Non so, magari non so, anzi non dico nulla. Però diciamo che saranno un centinaio di metri dal Serbiola. Sì, ma questo è uguale quello che definisce l'EDA un'area sacrificale lì di Piscina Re, in pratica, è identico. Io quando l'ho visto ho detto avrà sbagliato cartella. Sì, 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 e poi tra l'altro è più grande di quello di Piscina Rei. Questo è proprio grande. Sembra una vasca, sì. Poi non so quanto possa essere naturale questo scavo all'interno. Però il fatto che sia a fianco a quella struttura che abbiamo visto prima fa pensare che se anche fosse naturale potrebbe essere stato utilizzato poi in epoca. Nella Sì, zona sembra di quasi come. Nella zona di Villa Puzzo utilizzano molto questa tipologia di costruzione, comunque utilizzavano. Sì, vabbè, dipende poi anche perché, per esempio, nella zona di coso, di Montegino, che c'è scisto, hai visto, le pietre sono più piccole, molto più piccole, quindi è anche molto più raffinata la costruzione dei filari, più facile, sì. Eh, invece qua zona di granito, e quindi è anche difficile poi lavorare le pietre, quindi sono anche cioè, abbastanza naturali. Ok. Allora io direi E di, più per avanti onore c'è, de- più avanti c'è anche, quello non l'abbiamo mai visto, però c'è a Rubiu, e per onore che della potrebbe essere cronaca, interessante. No, guarda, è questa cima qua. a Rubiu, sì, bello. E poi vai al mare, vai. E infatti questa cosa qua mi chiedevo, questo, Esatto. guarda dove sta. Sempre che ci sia Esatto. ancora a quel punto. Bisogna vedere quando è stato fatto il censimento. Sì. Qua mi sa che ce n'era anche qualcun altro. No, 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 no. Però lì Però, finisce Villa Puzzo, quindi non abbiamo fatto il censimento là. Però sì, ce ne sono altri. ok. Però anche qua, guarda questa corona intorno a questa laguna, questo che potrebbe essere sicuramente, anche perché lì ci sono poi, cioè, Fulmini Duci, Fulmini Bisale, quindi molta acqua.
Qua per Quella è onore di cronaca è la torre. la torre spagnola, sì. Ce n'è sia una qua che una nell'altro lato A San della Lorenzo, laguna, sì, del della- Golfo, sì. del Golfo, sì. Chissà, caspita, Vicino sarà. al nuraghe Simoedo, lì. Probabilmente noi non scopriremo mai dove stanno questi. No, E anche a meno questo, che non ci diano un permesso speciale. eh, anche qua ci Vedi sono anche qua, diversi, guarda. Sì. esatto, stessa condizione, eccetera, eccetera. Vabbè, qua c'è la crotticella che si può visitare, Questa sì, abbiamo fatto anche questo d'estate. documentario. Sì. Mentre questo sarebbe sempre un. Ma è censito questo? No. No, quello no. Ok, bene. Vabbè, direi che abbiamo fatto molti spoiler su questo. Comunque è zona ricca di acque dolci in Acqua. pratica. Guarda, Acqua, esatto. guarda qua. Caspita. Questo non è piccolo, eh. Cioè, questo è navigabile tuttora, con delle imbarcazioni con un fondo basso. Io, ad esempio, ci vado col coso, a Frumini Durci ci passo con il kayak, ci passi con i SUP, ma secondo me anche con imbarcazioni, un gozzo ci passi tranquillamente qua dentro. Mm-mm. Sì. Stavo Va guardando bene. questi. Sa che li abbiamo finiti i cerchi nel grano, però non c'è il grano lì, sono i cerchi e basta, senza il grano. Va bene. Detto ciò, io direi che per oggi, vista la situazione, Bene. siate clementi. Spero vi sia piaciuta questa puntata che vi ha portato a conoscere quello che abbiamo lungo la costa. Per concludere la puntata di oggi, direi che dovremmo pensare anche a quello che ha detto Giovanna Fundoni il giorno della premiazione, che ormai i nuragici non vengono più visti come degli isolani completamente isolati, ma ci sono tantissimi resti. Guardate il coso, la premiazione su YouTube, anche su TikTok è stata messa. Ho messo una prima parte di quello che dice la professoressa e oggi pubblicherò una seconda parte, 4 puntate. Grazie Francesco. Grazie Andrea, noi siamo contenti, anche Grazie. se non nel pieno della forma, insomma, siamo riusciti a dare qualcosa. Martino, vuoi dare una chiosa qua proprio in chiusura, una chiosa, giustamente, prego. No, quelle cose che ci siamo sempre detti, Marco, no, che questi sono spunti interessanti poi da collegare anche a tutte le attività che venivano fatte nell'entroterra. Cioè, secondo me non si può svincolare l'argomento da tutto il resto. Erano delle, diciamo, dinamiche molto ben strutturate che avevano sicuramente delle finalità economiche importanti e qui ci sarebbe da approfondire veramente perché secondo me questo territorio che fino a oggi è stato un po' snobbato eh, potrebbe dare grandissime soddisfazioni a livello scientifico sia per la Esatto. conformazione del terreno, il fatto che c'è comunque una zona comunque riparata con molta acqua dolce, eh, delle zone, diciamo, risorse minerarie. Eh, E poi quello che diceva invitiamo quindi molto semplicemente la invitiamo, come facciamo sempre, i professoressa. professionisti a venire a studiarci. È questo, guardate la posizione, insomma, rispetto anche dall'altra parte della Sardegna. Cosa tocchi qua? Vabbè, qua sopra è un altro discorso, però anche circonnavigando, questo è il coso, è il capo.
della parte sud. Poi per andare dall'altra parte, qua è pieno di puntini, di siti archeologici, ritrovamenti, eccetera. Da noi invece è buio totale. Come, Sì, perché? probabilmente Perché non sono anche, stati vedi, studi. per chi poi... Sì, dicevo per chi dall'Africa del Nord magari andava verso l'Italia del Nord, e comunque era un punto importante questo per appoggiarsi, no? Quindi, Esatto, proprio così, proprio così. scusate, ma io sono... Bene, Grazie Martino per avermi fatto compagnia anche oltre lo nonostante le stato di condizioni... salute. Ne approfitto anch'io per ringraziare ancora per il lavoro svolto alla Tomba dei Giganti. Se non l'avete ancora visto, il documentario dura 29 minuti, dove ho dato l'anima per la creazione del documentario. Ci ho piegato 28 ore di lavoro di post-produzione. Spero vi possa piacere o comunque documentare e dare ispirazione per la prossima pulizia anche al di fuori del nostro territorio e direi basta così. Quindi grazie a Martino. Grazie a voi, grazie a te Marco. Ci vediamo giovedì prossimo. Se siamo vivi, sì, dai, ce la dovremmo fare. Bisogna vivere le live una alla volta. Esatto, allora Sì, sì. io direi di zaccami un coso, una sigla fatta con la tua voce così profonda e nasale. E allora torniamo indietro allora, no? Grazie per essere stati con noi, rinnoviamo l'appuntamento se siamo ancora vivi a giovedì prossimo alle 21:30 e ora sigla.